C'era una volta, nella città di Eraclea, un giovane di nome Tiziano. Cresciuto in una famiglia semplice ma devota, fin da piccolo mostrò una sensibilità straordinaria verso gli altri, specialmente i più deboli e bisognosi. Fu questa compassione, unita a una fede sincera e profonda, a condurlo alla corte del vescovo Floriano, a Oderzo. Sotto la guida amorevole del vescovo, Tiziano non solo studiò le scritture, ma imparò a servire il popolo con cuore umile e mani pronte. Il vescovo Floriano, uomo saggio e attento, riconobbe presto il grande potenziale del giovane. Tiziano fu ordinato diacono e ricevette l'incarico di occuparsi delle opere caritative della diocesi. Si dedicò con tutta l'anima a questa missione, diventando un punto di riferimento per i poveri, gli ammalati e chiunque avesse bisogno di aiuto. La sua figura, sempre presente tra la gente, portava conforto e speranza in un tempo difficile, segnato da tensioni e dalle continue minacce di invasioni barbariche. Un giorno, però, la vita di Oderzo fu scossa da una notizia inaspettata. Il vescovo Floriano doveva partire per una lunga e delicata missione diplomatica. Il suo addio riempì di preoccupazione i cuori dei fedeli, che temevano di restare senza guida spirituale. Floriano, prima di partire, dichiarò che se non fosse tornato entro l'anno, Tiziano sarebbe diventato il nuovo vescovo. E così, quando il tempo trascorse senza notizie di Floriano, il clero e il popolo si radunarono e, con un unico consenso, elessero Tiziano come loro nuovo pastore. Tiziano, nonostante il suo grande amore per la Chiesa, accolse questa nomina con trepidazione. Si considerava indegno di un incarico così importante, ma accettò con umiltà, confidando nella grazia di Dio. La sua consacrazione episcopale fu un momento di gioia e speranza per Oderzo. Come vescovo, Tiziano continuò a essere vicino alla sua gente, affrontando con saggezza e coraggio le sfide del tempo. Condivise con il popolo non solo le fatiche quotidiane, ma anche le devastazioni provocate dalle incursioni barbariche che più volte distrussero la città. Il suo cuore rimase saldo e la sua fede fu un rifugio per molti. Ma proprio quando Oderzo si stava abituando al suo nuovo vescovo, un evento inaspettato fece tremare la comunità. Floriano, dato ormai per disperso, tornò in città. La situazione avrebbe potuto generare tensioni e rivalità, ma accadde qualcosa di straordinario. Quando Floriano scoprì che Tiziano era stato nominato vescovo, lo pregò di continuare a guidare la diocesi, ritenendolo più degno. Dall'altra parte, Tiziano, per rispetto e affetto verso il suo maestro, cercava di convincerlo a riprendere il suo posto. Fu un momento di rara umiltà e amore fraterno, in cui nessuno cercava il potere, ma solo il bene della comunità. Alla fine, Floriano convinse Tiziano a rimanere vescovo, e così il giovane pastore continuò la sua missione, ispirando il suo popolo con il suo esempio di dedizione e spirito paterno. Nonostante le difficoltà e le continue minacce esterne, Oderzo trovò nella guida di Tiziano una forza per resistere e andare avanti. La sua saggezza e la sua bontà fecero sì che fosse amato non solo dai cristiani, ma anche da chi era ancora lontano dalla fede. Quando, alla fine del VI secolo, la vita di Tiziano giunse al termine, il dolore della sua comunità fu immenso. Era stato più di un vescovo, era un padre,
un fratello, una guida spirituale che aveva dedicato ogni respiro al servizio degli altri. Le sue reliquie, salvate dalle distruzioni che continuarono a colpire Oderzo, furono portate a Ceneda, oggi parte di Vittorio Veneto. Lì trovarono un rifugio sicuro e continuarono a essere venerate nei secoli successivi. San Tiziano, il vescovo che aveva accolto con umiltà un compito così grande, rimane un esempio luminoso di amore e servizio. La sua vita ci insegna che la vera grandezza non risiede nel potere o nel prestigio, ma nell'umiltà di chi si mette al servizio degli altri con cuore sincero e fede incrollabile. E così il suo nome continua a risuonare, un richiamo a vivere con amore e saggezza, anche nelle tempeste più difficili. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.